Il nostro centro è fortemente caratterizzato da una presenza, da una presa in carico globale della persona con disabilità, e quindi, a differenza di altre strutture, non seguiamo solo un servizio, ma poniamo al centro la persona, e attorno alla persona cerchiamo di costruire servizi in base ai bisogni. E quindi abbiamo attività di tipo sanitario e precisamente di tipo riabilitativo, attività sociosanitarie con servizi diurni e residenziali, una scuola di formazione professionale con dei corsi specifici per la disabilità complessa, e poi tutto il mondo del servizio per il lavoro. E il vero elemento che lo contraddistingue è proprio l'interazione tra queste quattro dimensioni, che potrebbero apparire diverse e separate tra di loro, ma che in realtà poi formano un tutt'uno.